Venerdì 1 novembre, festa di tutti i santi. È il 306esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 60 al termine. Il sole sorge alle 6.50, tramonta alle 16.58. La luna si leva alle 6.49, tramonta alle 16.37. Carlo V, imperatore di Germania, sceso in Italia per incontrarsi con Papa Clemente VII, sosta a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Accolto festosamente e colmato di doni, il sovrano dimostra la sua riconoscenza creando conti e cavalieri a tutto spiano. Da questa circostanza ebbe forse origine il detto «Venezia non ha tanti gondolieri quanti Vicenza conti e cavalieri». Le previsioni per domani: su zone montane e pedemontane tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, salvo qualche foschia o nebbia nelle ore più fredde in qualche fondovalle. In pianura iniziali foschie e nebbie estese e persistenti, che si dissolveranno gradualmente o solo in maniera parziale durante le ore centrali. Dopo il tramonto, nuova formazione di foschie e nebbie, probabilmente più confinate alla pianura meridionale. Precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni.